Pasqua in casa per i trevigiani. Nell'ultimo report della regione la casella dei nuovi casi positivi segna 0 sia a Treviso che a Rovigo, 93 in totale i contagiati, 10 nuovi decessi. Domani la firma della nuova ordinanza del presidente Zaia che specifica: non spetta a noi riaprire le imprese, un errore, aggiunge riaprire le scuole, le mascherine dovremo abituarci a portarle. Non abbassiamo la guardia, ammonisce il governatore che dai microfoni della nostra emittente fa gli auguri ai veneti. Grazie, dice Zaia, per il vostro sacrificio. Solo il prefetto e il sindaco in Duomo per la messa solenne del vescovo, il messaggio di rinascita dei Monsignor Tomasi che invita i fedeli a non avere paura. Pasqua lontano dagli affetti per tornare subito al lavoro per i rappresentanti delle istituzioni in visita della Pasquetta. Il prefetto Laganassi appella al senso di responsabilità dei trevigiani. Sole e temperature estive, ma non c'è stato il temuto assalto alle spiagge da Jesolo. Le immagini del lungomare deserto in mattinata, 5 sanzionati dalla finanza. A Quinto di Treviso il gesto di generosità di un benefattore che ha voluto rimanere anonimo, ha donato ai suoi compaesani 4.000 colombe consegnate alle famiglie della Protezione Civile. Buonasera, ben ritrovati a tutti voi, buona Pasqua ancora una volta a tutti voi. Abbiamo scelto di aprire il notiziario di questa sera con queste immagini perché forse è la Treviso che non potete vedere, oggi non avete potuto vedere, una Treviso che accoglie la primavera che sta arrivando, questo sole che ci ha scaldato tutto il giorno nonostante fossimo praticamente tutti chiusi nelle nostre case. Ringraziamo Francesco Ceron, sue sono le immagini, suo è il montaggio, questa è la nostra città nel giorno di Pasqua, così insomma abbiamo voluto renderle omaggio e farla vedere a tutti voi appunto che oggi eravate nelle vostre case. In apertura vi diamo ancora una volta i dati dell'emergenza, sono dati fortunatamente confortanti nonostante i decessi siano stati 10 nella giornata di oggi, ma non ci sono nuovi casi positivi di Covid nel Trevigiano e nemmeno nel Rodigino. Allora andiamo subito a vedere insieme la tabella con i dati. Ci sono 18.356 persone attualmente in isolamento e i positivi sono 10.750, 2.542 sono le persone guarite dal Covid-19, più 93 invece, quindi sono più 93 i casi di positività registrati nella giornata di oggi. Dicevamo che i decessi sono stati 10, un decesso si è verificato all'ospedale di Treviso, il secondo decesso si è verificato all'ospedale di Oderzo per quanto riguarda appunto i cittadini della Marca trevigiana. Guardate bene questa tabella perché nel giorno di Pasqua riusciamo a darvi questa parziale buona notizia, ci sono nuovi casi, sono 93, ma nel Trevigiano non è stato registrato oggi alcun caso di coronavirus, quindi insomma poi sentirete anche il governatore Zaia che ringrazierà tutti i veneti per lo sforzo che stanno facendo.
Ma adesso lo sentiamo per annunciare l'ordinanza che verrà firmata e resa nota a tutti quanti domani. È un'ordinanza dove però Zaia dice non posso prendermi la responsabilità di far aprire le aziende e neppure scuole, non è mia competenza, e poi torna sul tema delle mascherine. La tragedia, l'emergenza non è conclusa. Io domani firmerò un'ordinanza che stiamo scrivendo, abbiamo fatto anche stamattina dei ragionamenti sull'ordinanza, abbiamo ancora dei punti da chiarire di natura giuridica. Puntuale anche il giorno di Pasqua era al timone della sua nave, il Veneto, con una nuova finestra aperta con i cittadini dalla sede della Protezione Civile. L'annuncio, quello tanto atteso, è che domani verrà firmata e resa nota una nuova ordinanza nella quale però non potranno trovare risposte le domande di alcuni imprenditori del territorio. Voglio ricordarvi che l'apertura delle imprese non compete alla Regione, non è uno scaricabarile, dico che non compete, lo dico perché è giusto chiarire questo aspetto, perché tanti mi chiedono ma quali imprese aprirà martedì mattina? La Regione non può aprire nessuna impresa e non può aprire le scuole. Torna a chiedere di non abbassare la guardia, mettendo a capo del suo esercito proprio i giovani, che insieme agli anziani stanno pagando maggiormente questo isolamento. A loro chiedo di continuare questa battaglia, magari non gli chiederemo più di farla chiusi nella cameretta o sul terrazzino di casa, però che siano loro i nostri portabandiera della lotta contro il coronavirus. Uno sforzo che sta pagando, e lo dicono i numeri che Zaia torna a mettere nero su bianco. 18.356 sono ad oggi le persone in isolamento, delle quali 14.077 positive al Covid. Numeri che il Veneto è fino ad oggi riuscito a gestire con una razionalizzazione e riorganizzazione degli ospedali, ma anche con una politica nuova di deospedalizzazione dei malati. Lo conferma uno studio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, secondo il quale il Veneto ha ricoverato il 20% dei positivi quando la Lombardia ne accoglieva almeno il 50%, e lo stare a casa avrebbe ridotto il contagio del 45%. Vi ricordo che in Veneto noi non abbiamo mai messo nelle condizioni i nostri medici, e ve lo sottolineo, di dover decidere. Ve lo ricordate che ve l'ho detto il primo giorno? La battaglia sarà persa quando mi sentirò dire da un medico che ha dovuto decidere tra un anziano o un cronico e uno che non è cronico. Noi i respiratori in una maniera o nell'altra li abbiamo recuperati. Ieri un giornalista si è meravigliato e mi ha detto ma com'è possibile? Noi siamo andati anche a comprarceli in Svizzera i respiratori, sveliamo il nostro segreto. Conclude Zaia anticipando probabilmente il contenuto dell'ordinanza di domani, che l'obiettivo ora è quello di definire protocolli di sicurezza per poter riaprire le aziende. Riaprire sì, ma come e in quali condizioni? Guardate, quando tu vedi che l'1,30% dei medici in ospedale è contagiato, vuol dire che il sistema di protezione ha funzionato. È semplice, no? E siamo sul 3, mi sembra il 60 nelle malattie infettive, che vuol dire proprio il Vietnam del virus, dove abbiamo avuto gente veramente al fronte. Quindi questo vuol dire che il dispositivo non è inutile, come qualche scienziato diceva che non lo devono portare solo i sintomatici. Lo dovremmo portare tutti, abituarci a portarlo. Adesso l'augurio di buona Pasqua del governatore Luca Zaia a tutti i veneti. Un saluto a tutti, anche quest'anno siamo arrivati a Pasqua e ovviamente non sarà una Pasqua ricordata per le scampagnate, per i pranzi in famiglia, per la spensieratezza. Purtroppo la Pasqua del coronavirus sarà ricordata storicamente, questa Pasqua e anche questo periodo, questo anno 2020, come l'anno della grande pandemia. Il mio pensiero in questo momento non può che andare a tutti coloro che hanno perso la vita, e sono tanti, sono oltre 800 in questo momento le persone che hanno perso la vita in Veneto, e ovviamente alle loro famiglie. E in un momento come questo mi sento di ringraziare veramente coloro che combattono in prima linea, che hanno combattuto, combattono e combatteranno in prima linea, che sono i nostri medici ospedalieri, i medici di base, ma sono tutti gli infermieri, gli operatori sociosanitari, gli amministrativi, coloro che si occupano della sanificazione e delle pulizie dei nostri ospedali, ma anche tutti i volontari. Quanti volontari si sono messi a disposizione? Centinaia, migliaia di volontari che fanno parte di questa grande squadra che vuole portare fuori da questa tragedia ovviamente tutto il popolo veneto. In questo contesto vanno ricordati anche i grandi sacrifici che sono stati fatti, sono i sacrifici che fanno i cittadini. So che vi ho chiesto di fare sacrifici a volte anche importanti, perché settimane di restrizioni, di stare in casa non è una cosa facile,
non è una cosa che nessuno avrebbe mai pianificato nella propria vita, non mai avremmo pensato di dover stare chiusi in casa, di non poter assolutamente più frequentare i nostri amici, le nostre famiglie, le persone care. E quindi grazie a tutti i veneti, per il sacrificio che hanno fatto. E un ringraziamento particolare lo voglio fare ai ragazzi, anche perché voglio ricordare che essere giovani significa, penso ai tanti adolescenti, significa ovviamente spensieratezza, significa uscire, significa incontrare i propri coetanei. Ecco, bene, i ragazzi non hanno solo rinunciato a questo, ma hanno dato una grande prova di sensibilità e anche di responsabilità, e penso che questo debba essere sottolineato. Io la voglio ricordare ovviamente questa tragedia anche come la tragedia della grande responsabilità dei cittadini, in particolar modo dei giovani, i giovani che hanno sacrificato ancora più degli altri la loro vita, il loro tempo libero, la loro voglia di uscire, quindi grazie veramente di cuore a tutti i cittadini, in particolar modo ai giovani. In questo contesto ovviamente abbiamo anche l'occasione di ricordare che grazie alle restrizioni e alla grande civiltà che hanno dimostrato i veneti, oggi possiamo dire che questo grande lavoro ha dato come beneficio, come risultato, l'attenuazione della tensione nei nostri ospedali, possiamo dire che sono diminuite le presenze nelle terapie intensive e soprattutto un indicatore: stanno aumentando i dimessi e stanno diminuendo i ricoveri. Vuol dire che quel dato importante, dimessi e ricoveri, oggi sappiamo che sono più le persone che vengono dimesse dall'ospedale da quelle che vengono ricoverate. E in tutto questo contesto ci si muove ancora con attenzione. La mia preghiera è di seguire ancora le indicazioni che ci saranno, pian piano avremo sempre meno indicazioni, però è pur vero che il virus c'è e dobbiamo essere molto attenti, soprattutto anche per salvaguardare la salute di coloro, e questo è il grande atto di responsabilità, di coloro che non hanno una salute proprio perfetta, e penso alle persone anziane che magari hanno salute cagionevole causata anche da un quadro clinico complicato, penso ai pazienti oncologici, penso ai bimbi che magari sono immunodepressi, insomma tutte queste categorie di cittadini che debbono avere assolutamente il nostro aiuto, altrimenti se il virus riuscisse a contagiarli ovviamente il quadro clinico si complicherebbe molto di più. E ringrazio veramente di cuore tutti voi e ringrazio anche coloro che hanno fatto le donazioni. Sono oltre 30.000 persone in Veneto che hanno donato qualcosa, dall'euro ai milioni di euro, e penso che io in questo momento voglio ringraziare ognuno di voi, ognuno dei veneti che ha donato qualcosa, anche perché queste donazioni noi le dedichiamo ovviamente ai grandi investimenti che abbiamo fatto per la sanità. Abbiamo speso ormai quasi 100 milioni di euro per questa tragedia, comprando attrezzature, respiratori, abbiamo 825 terapie intensive messe in piedi in fretta e furia, abbiamo comprato 24 milioni e mezzo di mascherine per la protezione dei nostri operatori e molti altri investimenti grazie anche alle donazioni che sono state fatte. Quindi grazie ancora per le donazioni, e se qualcuno ritenesse ancora di darci una mano sappia che siamo ancora in piena emergenza, e quindi ogni segnale di donazione da piccolissimo a grandissimo è assolutamente ben gradito, e quindi non finirò mai di ringraziarvi per tutto questo. Peraltro sulle donazioni è bene ricordare che molti cittadini hanno anche donato materiali, molti hanno donato derrate alimentari per i nostri operatori sanitari, penso a vino, colombe pasquali, uova di Pasqua, ma anche le grandi donazioni che sono avvenute ad esempio dal mondo del turismo, i 1000 pacchetti turistici di una settimana per i nostri operatori sanitari e molto altro ancora. Non posso non ricordare ad esempio molti imprenditori che hanno deciso di acquistare blocchi di terapia intensiva, respiratori e altro materiale. Insomma, una chiamata di popolo che come al solito in Veneto si fa alla grande, dimostrando che la solidarietà qui è di casa. Non a caso una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato. Infine chiudo ovviamente con questi ringraziamenti con i miei auguri pasquali. Spero che questa Pasqua, per quanto possibile, possa essere trascorsa quantomeno con un minimo di serenità, nonostante tutto quello che sta accadendo attorno a noi. Come dico sempre io, solo i pessimisti non fanno fortuna, anche questa tragedia se ne andrà.
e possiamo dire che abbiamo fatto l'impossibile, faremo ancora l'impossibile per fare in modo di curare al meglio tutti i veneti. Il nostro sistema sanitario ha dimostrato assolutamente di reggere bene, il nostro sistema sanitario ha gestito tutta questa tragedia nell'ambito del pubblico, quindi con i nostri 68 ospedali, con tutto quello che sono i nostri uomini e donne della sanità, e per cui io penso che non sarà una grande Pasqua, questo è certo, però dobbiamo guardare al futuro con positività. Dopo la pioggia viene sempre il sereno, per cui auguro a tutti veramente una buona Pasqua e una buona Pasquetta. Sulla cosiddetta fase 2, quella della riapertura delle aziende, l'ex parlamentare trevigiana Simonetta Rubinato, presidente di Veneto Vivo, dice la sua: se un'azienda è in grado di poter garantire la sicurezza dei suoi lavoratori dovrebbe poter riaprire. E dopo aver affrontato l'emergenza sanitaria sarebbe drammatico dover affrontare anche un'emergenza sociale ed economica, ed è quello che rischiamo se le aziende che sono in grado di mettere al lavoro i propri dipendenti in totale sicurezza non possono riaprire il più velocemente possibile. Io credo che, come si sono responsabilizzati i cittadini, si possa avere fiducia nella responsabilità dei nostri imprenditori, e parlo in particolare di quelli del Veneto, i quali hanno fatto anche investimenti prima della chiusura delle attività produttive sulla base dei protocolli di sicurezza approvati a livello nazionale e a livello regionale il 14 marzo scorso con le rappresentanze di categoria e con i sindacati. La Regione accrediti tutti i laboratori privati che sono disponibili secondo protocolli di sicurezza validati dall'Università di Padova ad ampliare al massimo il monitoraggio attraverso test serologici ed eventualmente tamponi, in modo che i titolari delle aziende possano garantire anche dei piani di monitoraggio dei loro dipendenti. In questo modo monitoriamo la salute sia dei dipendenti che delle famiglie. Credo che sono costi inerenti alla sicurezza che i nostri imprenditori ben volentieri sosterrebbero, pur di evitare quello che sarà un tracollo delle nostre aziende e una vastissima disoccupazione se non si affronta subito anche questa fase 2, che è assolutamente indispensabile per garantire anche poi ai veneti e all'Italia un sistema sanitario all'altezza. Ha destato grande cordoglio la morte prematura di Nicola Omicciuolo, 58 anni, di Spresiano, fratello del sindacalista FIOM Candido Omicciuolo, scomparso un paio di anni fa. Corriere per UPS: malgrado le precauzioni tenute nelle consegne, mascherine e guanti, si era ammalato circa 3 settimane fa di coronavirus. La situazione si era via via aggravata, tanto da non riprendersi più. Originario di Fontanelle, svolgeva quel lavoro da ormai 22 anni, lascia la moglie Ivana. In Duomo la presenza solamente del prefetto Maria Rosaria Laganà e del sindaco di Treviso Mario Conte. Oggi c'è stata la Santa Messa Pasquale celebrata dal vescovo Michele Tommasi. Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. La disperazione di Maria Maddalena, che corre dagli apostoli gridando che il corpo di Gesù non c'è più, è la stessa di figli, mogli, mariti che in questi mesi hanno dovuto lasciare andare i propri cari senza poterli accompagnare. Esordisce così nell'omelia della Messa di Pasqua Monsignor Tommasi in un Duomo senza fedeli. Non sappiamo dove l'hanno messo, può voler dire anche non sappiamo com'è morto, non potevamo esserci. Non lo abbiamo salutato con il nostro pianto, con il nostro cammino insieme. Ma il miracolo della resurrezione, l'atto di fede compiuto dagli apostoli, è quello che il vescovo invita i trevigiani a fare nella loro quotidianità di oggi. Il misurare il nostro passo su quello degli ultimi, la capacità di sognare insieme un mondo più bello e più giusto, e la voglia e la disponibilità insieme a costruirlo, non sono soltanto illusioni, pii desideri di una quarantena che ci lascia allibiti, no. Vuol dire che tutto questo è possibile. Allora ricominciamo ogni giorno e oggi di nuovo a credere a questo bene che è in noi perché Lui ha vinto la morte.
Risulta quasi contraddittorio con il periodo che stiamo vivendo l'annuncio della Pasqua. Invece no, è più necessario, perché qui adesso scopriamo che il Signore mette nei nostri cuori tanta forza, tanto bene, tanta bontà. Dobbiamo solo continuare ad arrenderci a Lui e a far vivere questa bontà. Sottolinea l'importanza del servire e ricorda al Vescovo che chiunque nel compiere il bene è un ministro dell'amore di Dio. Se servi, sei ministro di Dio, sei operatore di bene, sei angelo per tante persone. E piccoli servizi, mantenere la pace in un condominio, andare a fare la spesa a qualcuno, fare una telefonata, stare a casa anche se vorrei uscire per aiutare i medici, gli infermieri, gli ospedali, le forze dell'ordine. Ecco, questo è servizio e tutti abbiamo bisogno di tutti. Infine il messaggio accorato ai fedeli della diocesi. Non abbiate paura perché il Signore è con voi, vi dà la forza, non vi lascia da soli, davvero. Non abbiate paura, Cristo è veramente risorto. Avete visto in Duomo ad assistere alla celebrazione, c'era il prefetto Maria Rosaria Laganà, da lei un monumento soprattutto in vista di domani Pasquetta, al continuare ad essere responsabili. Seduti al primo banco della cattedrale, a distanza, il prefetto Maria Rosaria Laganà e il sindaco di Treviso Mario Conte. Una Pasqua di restrizioni, spesso difficili da comprendere, da accettare, dice Laganà, ma i primi risultati si vedono ed è essenziale, ancor più a Pasqua e Pasquetta, non infrangere le regole. Io credo che ci sia la necessità proprio in questi giorni da parte di ciascuno di noi di un grande senso di responsabilità per non vanificare gli sforzi fatti e soprattutto per rendere il giusto onore a coloro che stanno lavorando tanto negli ospedali, ma non solo, per farsi carico di quelle che sono le esigenze delle persone in difficoltà. È anche un ricordo commosso tutti coloro che non ci sono più. Feste che molti trascorrono in solitudine, anche chi riveste cariche pubbliche. Siamo tutti lontani dalle nostre famiglie, chi ha un ruolo nelle istituzioni, conosco tanti, abbiamo fatto questa scelta necessaria ma anche accettata di buon grado di rimanere nei posti di lavoro per riprendere subito poi i nostri impegni appena passata anche la Pasquetta, e credo che sia un messaggio importante che deve, rinnovare appunto quello che è il senso di fiducia nelle istituzioni. Nessuna tregua anche per i sindaci che Conte, primo cittadino e presidente ANCI, ha rappresentato in Duomo. Stanno combattendo veramente H24, hanno perso le ore di sonno proprio perché hanno il pensiero della comunità, del bilancio comunale, dei bilanci familiari, delle proprie aziende, dei propri negozi, e quindi hanno un ruolo davvero complicato di sostenere anche moralmente la propria comunità. Io colgo l'occasione per rivolgere a tutti coloro che sono a casa e ci stanno ascoltando veramente un augurio di una ripartenza di grande serenità e soprattutto di grande salute per tutti. Sono convinto che ne usciremo presto da questo tunnel, da questo incubo, e ne usciremo sicuramente migliori. Durante il periodo quaresimale anche la comunità delle persone sorde ha potuto seguire attraverso la televisione la parola del Signore, questo grazie ad un interprete che ha raccontato la parola del Signore nella lingua dei segni. Cosa si prova a raccontare la messa di resurrezione, la messa di Pasqua ai non udenti? Beh, sicuramente è stato un grande onore essere presente oggi e in tutto questo periodo che si avvicinava a questo grande evento, e per questo ringrazio il nostro Vescovo Michele e tutta la diocesi che ha dato questo segnale di vicinanza a tutte le persone che utilizzano questa lingua. I telespettatori si sono ormai abituati a vederla nel riquadro in basso a destra, durante le dirette delle celebrazioni trasmesse dal Duomo di Treviso. Lei è Cristina Spataro, interprete della lingua italiana dei segni, chiamata dalla diocesi di Treviso a tradurre la liturgia religiosa in questo periodo di chiusura forzata delle chiese, perché attraverso le telecamere la parola del Signore possa arrivare a tutti, anche ai non udenti. C'è la comunità delle persone sorde e in più ci sono tante altre persone con altre disabilità che utilizzano questa lingua e che sicuramente saranno contenti di questo servizio. Prima sotto le volte anguste della cripta, poi nella maestosità del Duomo. Nel giorno di Pasqua per lei un ringraziamento speciale direttamente dalle parole e dai segni del vescovo Michele Tomasi. Cristina Spataro, che è l'interprete LIS, che ha permesso questa comunicazione in tutti questi giorni con i nostri amici sordi che ci seguono dalla televisione e sono in comunione con noi tutti, e per un attimo provo a rubarle il mestiere.
Cari amici sordi, auguro a tutti voi buona Pasqua. Assolutamente ha dimostrato grande sensibilità, ha imparato grazie all'assistente spirituale dei sordi del Veneto, Don Paolo Cecchetto, che gli ha insegnato, ha dato ripetizioni private e ha chiesto solo conferma a me. Abbiamo chiesto ai trevigiani, quelli che abbiamo incontrato ieri in coda ai supermercati, che Pasqua sarebbe stata tra rassegnazione e dispiacere di non poterla passare insieme ai loro cari. Sentite che cosa ci hanno risposto. Che Pasqua sarà, signora? Io sono sola, quindi io e mio figlio a casa e basta. Sarà una Pasqua diversa. Speriamo che impariamo qualcosa da questo, almeno tutti. A casa, però di solito stavo sempre a casa io, quindi non è che mi cambia granché. Sempre con i familiari, quindi... È la prima Pasqua che la faccio così, di più non le posso dire. Siamo io e mia moglie, i figli ci vediamo per telefonino e che Dio ce la mandi buona. Sicuramente non come gli altri anni, ma in famiglia, e questo è l'importante. Io poi sono una studentessa fuori sede, quindi sto riscoprendo un po' cosa significa stare in casa. Malissimo, malissimo. Dovevo andare dai miei parenti e non ci vado per colpa di questa cosa. Mi dispiace. Sul divano a fare un picnic sul salotto, sul tappeto con lui. Una Pasqua solitaria, triste. Rinchiusi qua, attorno, purtroppo è così. Cosa si cucinerà a casa per Pasqua? Niente di che, qualcosa di normale, senza far grandi cose. Pesce, con i miei figli. Abbiamo scelto di fare pesce per Pasqua e poi invece Pasquetta, fortunatamente abbiamo un po' di giardino, facciamo una grigliata, insomma. Farò qualcosa di speciale da mangiare, non so, il pasticcio, le lasagne, l'agnello, adesso vedo come va qua dentro. E adesso ci spostiamo al mare, la meta vacanziera preferita, insomma, dai trevigiani. Gente che prendeva il sole sulla panchina, una ragazza che correva sulla spiaggia, alcuni a spasso con il cane a debita distanza dalle loro abitazioni. Sono state 9 le sanzioni comminate dalla Guardia di Finanza nella giornata di oggi. 5 le violazioni accertate a Jesolo, nella zona del lungomare, 4 a Chioggia. Tra queste una ragazza che correva tranquillamente in spiaggia e altre 2 persone che passeggiavano sulla diga dei Murazzi come in una normale domenica di primavera. Noi vi facciamo vedere questa Pasqua sulla spiaggia. Per noi sono andati in ricognizione Filippo Fois e Sandro Ponchio. Jesolo è una città fantasma. La temuta invasione di persone, stanche di una quarantena che si protrae da più di un mese, non c'è stata. Le principali direttrici che portano ad uno dei centri balneari più famosi d'Italia sono anzi più deserte nella domenica di Pasqua che nelle giornate precedenti. Anche le strade di Jesolo sono vuote, le saracinesche abbassate. I locali, che oggi sarebbero stati affollatissimi, sono chiusi. I pochissimi passanti indossano la mascherina. Il silenzio è quasi assoluto. Via Baffile alle mie spalle, la strada principale di Jesolo, poi attraversa Piazza Mazzini per proseguire. Come vedete anche in Piazza Mazzini il silenzio è totale, tutto è chiuso, pochissimi passanti, praticamente nessuno. Probabilmente mai nella sua storia Jesolo ha conosciuto una condizione del genere. In spiaggia si sentono solo le onde del mare e il verso di qualche gabbiano. Anche le ruspe sono ferme oggi. La spiaggia attende immobile l'arrivo di una stagione turistica che mai come quest'anno si annuncia incerta. Non solo non c'è una data di riapertura sicura, ma il dubbio rimane persino tra gli addetti ai lavori su come sarà quel giorno la risposta di chi una volta sceglieva Jesolo per trascorrere le sue vacanze. 4.000 colombe sono state donate a tutte le famiglie di Quinto da un cittadino che ha chiesto di restare anonimo. Una sorpresa dolce ed inaspettata sulla tavola di Pasqua dei cittadini di Quinto di Treviso. Una colomba donata a tutte le 4.070 famiglie del comune da un benefattore che ha chiesto di rimanere anonimo e si è rivolto all'amministrazione comunale affinché questo regalo giungesse ai destinatari senza che venissero fornite altre indicazioni. Vuole rimanere anonimo perché il gesto di questa grande famiglia, devo sottolinearlo, non lo fa per un ritorno
di pubblicità, lo fa proprio perché lo sente, e questo mi riempie il cuore da sindaco, perché vuol dire che la gente ama il proprio territorio e ama i propri compaesani. Un gesto di generosità gradito ed inaspettato per il comune che, con l'ausilio della protezione civile e di volontari, ha consegnato le colombe pasquali a tutte le famiglie. Inaspettato perché quando l'azienda mi ha contattato mi ha riempito il cuore, e soprattutto ho avuto un ritorno dai volontari quando hanno fatto la consegna di tutte le famiglie quintine, che sono rimaste piacevolmente colpite del dono, appunto, non solo per la colomba ma anche per il significato di pace che porta in questo particolare periodo pasquale, ma un po' grigio, ahimè, a causa del coronavirus. Comprensibile che in paese tutti si chiedano chi sia l'anonimo benefattore del giorno di Pasqua. Lo capiranno da soli, perché dietro a questa azienda c'è veramente una grande famiglia, delle persone meravigliose, piene di cuore, io le ho definite così, per cui faranno presto a capire chi sono. Grande lavoro della protezione civile in questa fase di emergenza che sta seguendo gli anziani soli all'interno delle loro abitazioni. Allora adesso con le immagini andiamo a Pieve di Soligo. Mai soli è l'imperativo che accomuna molti primi cittadini della Marca in questo momento così difficile per tutti. Sono proprio gli anziani i soggetti più deboli, a maggior ragione quelli che abitano in comuni in cui la densità della popolazione non è così elevata, come a Pieve di Soligo, dove sono molti gli anziani ora soli che vivono nelle loro abitazioni in periferia. Campagne meravigliose che in questa fase di quarantena rischiano però di isolarli dal resto della comunità. E così il primo cittadino Soldana ha voluto sottolineare il lavoro incessante e sempre gratuito dei servizi sociali, ma anche dei volontari della protezione civile che continuano a far visita a questi anziani. Le nostre sono comunità che è vero sono sparse nel territorio, ma che sono molto legate le une agli altri, e questa rete sociale oggi paga anche da questo punto di vista. Gli anziani non sono stati assolutamente lasciati soli, stiamo cercando in tutti i modi, anche con un numero apposito, il telefono amico, di dare risposta, di fargli percepire la spesa a casa, di fare in maniera che quella che è una vita che una volta era la quotidianità possa comunque continuare grazie al lavoro anche dei volontari. Molti di loro ricevono anche i buoni spesa messi a disposizione dal governo e nell'occasione di consegnare il buono o la spesa a casa viene tacitamente rinnovato quel contratto di solidarietà che da sempre caratterizza queste comunità. Solo così qualsiasi situazione di disagio o addirittura di possibile malattia viene identificata immediatamente e gestita nel miglior modo possibile. Ed ora andiamo a Biancade, dove un pensionato appassionato di presepi ne ha realizzato uno pasquale. Il presepe natalizio è da una vita che lo faccio, continuo a farlo e ogni anno sempre di nuovi. Questa è una tradizione che nella notte dei tempi esisteva, è solo che dopo è andata perduta. Operaio in pensione, artista per passione, Claudio Baldo, intarsiatore ma anche impagliatore e creatore di burattini, ha allestito nel giardino di casa sua a Biancade di Roncade il presepio pasquale, riproducendo 3 episodi della Via Crucis. Sono delle sagome alte 1 metro circa, ritagliate e dipinte assieme a un collega da Carbonera, Armando, che mi ha aiutato tantissimo. Compensato, ho incollato l'immagine, la fotografia, e ritagliata e ritoccata col colore. Ho cominciato a metà gennaio e ho finito l'altra settimana. L'idea era proprio di portarlo a Treviso, nella chiesa Madonna Granda. Purtroppo non si può uscire, quindi per quest'anno intanto l'ho messa qua nel giardino e sarà pronta per il prossimo anno sicuramente a Treviso. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme, la crocifissione e quindi la resurrezione, cuore della rappresentazione, come la nascita del bambinello, è quello del presepe natalizio. Quindi adesso tutto risorgerà, fatalità anche con il caos di adesso. Stiamo aspettando appunto l'evento per ripartire. Pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo insieme con le notizie. Eccoci di nuovo in onda, andiamo a vedere la nostra rubrica, andrà tutto bene, la nostra rubrica per il giorno di Pasqua.
Adesso vi facciamo ascoltare questo bellissimo contributo, è di Andrea Pecolo, solista alla Scala ed è trevigiano. Ascoltate. Il regalo di Pasqua del trevigiano Andrea Pecolo, solista alla Scala. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Benvenuti al meteo. Pasquetta con pressione lievemente in calo, ma con tempo sempre piuttosto stabile. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 13 aprile. Sul Veneto sarà soleggiato al mattino, il cielo infatti si presenterà al massimo poco nuvoloso. Col passare delle ore però le velature potranno offuscare anche il sole, ma non sono previste piogge degne di nota. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, valori massimi invece tra i 20 e i 25, quindi sempre piuttosto gradevoli. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione anche qui, con cielo nuvoloso, alternato però a maggiori schiarite soleggiate. Temperature minime fino a 11 gradi, valori massimi tra i 21 e i 24. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, più sole al mattino, poi nubi in aumento dappertutto, ma anche qui senza ulteriori conseguenze. Temperature minime sui 9 gradi, massime tra i 22 e i 23. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.